Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. Questo video andrò a fare il pre-partita di Napoli-Sassuolo. Si giocherà stasera, andrò allo stadio, lo so, io ho fatto una capa tanta in questi giorni, perché andrò allo stadio stasera. Mamma mia, va giusto, tutto emozionato, va giusto, tutto emozionato, va giù. C'è una cosa incredibile, va giù. Scusate se ho fatto il taglio, ma mi devo soffiare il naso, però. Va giù, mamma mia, cosa incredibile. Va giù. Ah, una cosa pazzesca. Mamma mia. Ritornare a sentire Maradona che rimbomba. Mamma mia, va giù. Una cosa incredibile. Oggi ve l'ho detto, sì, ci riesco. Mi porto anche il come si chiama? La live reaction. Farò un video dove, cioè sicuramente farò un video dove intervisterò la gente e lo farò uscire sul canale. Infatti il video di mezzogiorno non lo vedrete, ma vedrete direttamente quello là che sarà più o meno per delle 5, 5 e mezza, dove andrò a fare interviste tipo così del Napoli, farò dei giochini, poi farò anche il post, la live reaction. Vabbè, io senza dilungarci troppo, partiamo subito dal post partita, con il pre partita. Allora, per chi è nuovo dal canale, e va giù, comunque il 70% delle persone che guardano i miei video non è iscritto al canale. Iscriviti, vai giù, iscriviti. E comunque, facciamo il possibile risultato, analizziamo la partita e facciamo la probabile formazione. Allora, partiamo subito con la probabile formazione. Allora, modulo 3, 4, 2, 1. Allora, porta Milinkovic-Savic, difesa composta da Di Lorenzo che scende sulla fascia destra della difesa, difensore centrale Rachmani e Juan Jesus per la fascia di sinistra. Poi esterni di centrocampo, esterno destro, Politano. No, scusate, no, Politano. Sì, Politano, sì, mi sono confuso un attimo, scusate, un attimo di déjà vu. Vabbè, centrocampo, vabbè, i soliti, Lobotka e McTominay, poi fascia sinistra composta da Spinazzola. Poi centrocampisti offensivi che si vanno anche a trasformare in un 3-4-3, quindi si vanno a trasformare in ali. Sono David Neres, che però uscirà nel secondo tempo, cioè dopo l'intervallo ci sarà penso Langa e poi Elmas, Elmas e come punta centrale Erasmus Holund. Allora, vai, il risultato probabile 3-0 Napoli, 3-0 Napoli, doppietta di Scott McTominay e gol di Vergara. E oggi questa partita sicuramente sarà difficile da giocare, sarà molto, ma molto difficile, non scherziamo, dai. E va giù, però i precedenti di Napoli, Sassuolo, o anche Sassuolo-Napoli, parlano chiaro. Nelle ultime 4-5 partite abbiamo fatto, abbiamo sempre vinto noi del Napoli. Per esempio, proprio l'ultima che è stata Sassuolo-Napoli, la prima giornata di campionato, abbiamo vinto 2-0, gol di McTominay e di De Bruyne. Poi un'altra, per esempio, qualche annetto fa, un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, se non sbaglio, abbiamo vinto per 6-2. Sì, 6-2. E poi ci sono state anche altre, altre vittorie da parte dei partenopei. Non scherziamo. Questa partita come può essere facile
a livello di risultato, e a livello di sulla carta anche, e a livello di precedenti. Può essere anche difficile per gli assenti. Gli scandali arbitrari che stanno succedendo sempre a Napoli dalla partita contro il Verona per quel gol annullato di McTominay, oppure anche contro il Parma, quel gol annullato a sempre, cioè no, sempre a Scott McTominay per quel falso fuori gioco di Mazzocchi. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, a giù.